La protezione civile è già operativa, la nuova ondata di maltempo è in arrivo. Tra giovedì e venerdì sono previste piogge abbondanti e raffiche di vento, fiumi sorvegliati speciali. L'attenzione rimane massima e anche in considerazione del fatto che precipitazioni come quelle che sono già avvenute sopra un terreno che è già stato provato appunto dall'evento appena trascorso, ovviamente qualche problemino lo potrebbe creare. Le precipitazioni previste riguardano soprattutto, come per le ore scorse, la zona pedemontana e montana. Questo però, spiega l'assessore, comporta dei problemi nei corsi d'acqua che successivamente attraversano la pianura. Ci approcciamo a questo secondo evento con lo spiegamento di mezzi uomini come abbiamo fatto nel primo evento, cercando di essere pronti a fronteggiare eventuali situazioni che dovessero presentarsi. L'assessore Buttacin poi tiene a precisare come sia cambiata la situazione durante queste piogge abbondanti rispetto al passato. Se oggi abbiamo riscontrato dei problemi poco rilevanti, è grazie alle opere che sono state realizzate nel corso di questi anni, oltre 2 miliardi di euro di opere di difesa del suolo realizzate da parte della Regione. Ci sarà un ulteriore evento nel fine settimana tra sabato e domenica, ma sembra meno rilevante. Il consiglio è quello per chi abita nelle zone maggiormente colpite di non spostarsi da casa se non per necessità, non solo. Assolutamente vietato quando ci sono precipitazioni piovose rilevanti, sostare negli interrati e sostare nelle zone prossime ai corsi d'acqua, quindi sugli argini, sopra i ponti. Questo è assolutamente da evitare perché è pericoloso.